Direttamente da Bologna, dopo l'autorevole affermazione della nazionale di Roberto Mancini contro la Repubblica Ceca. E anche questo può essere un trait d'union fra chi, come il presidente della FIGC Gabriele Gravina, ha appena fatto firmare un contratto quinquennale al commissario tecnico, e un Venezia neopromosso in Serie A che ha confermato il suo condottiero Zanetti per il prossimo quadriennio. Una visita, quella di Gravina, al Comitato Veneto guidato da Beppe Ruzza nei difficili momenti della pandemia che nel calcio dilettantistico ha colpito molto forte. Dal presidente nazionale novità sulla riforma del mondo del calcio, per cui ha chiesto una deroga di 60 giorni per avviarla già dal 2022. Ma con lunedì prossimo un altro tema scottante da trattare in Lega Calcio: la proposta di giocare le 10 partite di Serie A in 10 orari diversi, il cosiddetto spezzatino. Francamente non sono entusiasta, se devo proprio esprimere una mia personale opinione, quindi diciamo, stiamo spezzettando troppo, si perde anche l'idea di valorizzare forse nel miglior modo possibile un prodotto, perché è evidente che se qualcuno ha voglia di seguire un po' tutto il calcio, tutto il sabato, tutta la domenica e buona parte del lunedì, deve abbandonare tutto e fare solo quello. Parliamo di ore e ore. Certo. Diversamente ci sarà una scelta mirata e quindi questo significherà penalizzare qualche altra partita, qualche altra competizione e non valorizzare al meglio il prodotto. Non conosco però le ragioni che hanno portato a una proposta di questo tipo, perché mi sembra che in questo momento sia solo proposta. Vedremo lunedì cosa deciderà l'Assemblea. Sono momenti di profondo cambiamento per il calcio, ha accennato prima alla riforma in atto che state preparando, ma c'è anche più in alto, diciamo, i mal di pancia legati alla Superlega. Come si concilia tutto questo momento? Si concilia prendendo dalla Superlega l'aspetto positivo, che è un urlo di bisogno, di necessità, un'esigenza da parte di alcune società che hanno voluto far capire all'intero movimento che c'è un'esigenza, la necessità di cambiare, di rivoluzionare, di riformare, e noi non possiamo far passare sottovoce, in maniera superficiale, un progetto che ha avuto sicuramente un effetto dirompente, ma anche ha avuto la capacità di far riflettere ciascuno di noi. Ecco, io da dirigente che mi ritengo responsabile non posso far finta che nulla è successo. Bisogna intervenire sul percorso della sostenibilità, e il percorso della sostenibilità necessariamente richiede un intervento strutturale anche sul versante dei format, e su questo bisogna lavorare. E sulle possibili sanzioni? Sanzioni, questo riguarda la UEFA, decideranno loro, c'è un organo di giustizia interno, quindi io non voglio assolutamente pronunciarmi, dico soltanto non vedo l'ora che finiscano tutte queste tensioni, perché abbiamo bisogno di normalità.